Bentrovati, buon pomeriggio telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Siamo in diretta per la nostra consueta edizione straordinaria dedicata all'emergenza coronavirus. Ormai sono 2 mesi che ogni giorno vi raccontiamo quello che succede su tutto il territorio regionale. Cominciamo come sempre dai dati della giornata. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 334 nuovi casi di contagio in Veneto. Questo dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi. 17 i decessi negli ospedali del Veneto. Uno si è registrato invece in una struttura territoriale all'ospedale di comunità di Belluno. Tra i dati più forti, più importanti, quelli che arrivano dall'ospedale all'Angelo di Mestre, 3 decessi, 3 anche all'ospedale Covid-19 di Schiavonia nel Padovano. I casi attualmente positivi però scendono per la prima volta dopo tantissimo tempo sotto la soglia dei 10.000. Siamo per l'esattezza a 9.991 casi di contagio attuali. Questo significa che dall'inizio dell'emergenza ci sono stati 16.738 casi di contagio. I soggetti negativizzati, quindi calcolatrice alla mano, sono 5.566. Sotto i 10.000 per la prima volta, anche qui dopo tanto tempo, anche i soggetti in isolamento domiciliare, 9.914 per la precisione. Continuano a diminuire, e questo è il dato più importante, la cartina di tornasole dell'emergenza sanitaria, i posti letto occupati di terapia intensiva. Siamo a 163 posti occupati negli ospedali del Veneto, meno 14 rispetto al bollettino di ieri. Erano il doppio esattamente 10 giorni fa. Questo dà quindi la dimensione del trend. I pazienti in area non critica sono 1205, meno 25 rispetto a ieri. Questa quindi la contabilità del contagio in regione del Veneto. Ma ovviamente non c'è soltanto l'emergenza sanitaria, ci sono i tanti temi politici, economici, sociali connessi a questa emergenza sanitaria. Cominciamo dall'inizio, dalla riunione del tavolo tecnico coordinato da Vittorio Colao, che si è tenuto questa mattina, tavolo tecnico che di fatto è andato a sviscerare il tema delle riaperture. Tra venerdì e sabato è prevista una comunicazione del Premier Giuseppe Conte, che darà tutti i ragguagli del caso proprio per quanto concerne le attività produttive e commerciali. Potrebbero esserci delle anticipazioni, potrebbero esserci quindi delle attività pronte a ripartire già nella giornata di lunedì o comunque nei primi giorni della prossima settimana. Fra qualche minuto dovrebbe riunirsi anche un nuovo Consiglio dei Ministri per parlare del documento di economia e finanza del DEF, perché ovviamente di soldi, di nuove risorse anche consistenti stiamo parlando in questi giorni. In questi minuti poi si starebbe tenendo, stando a fonti interne a Palazzo Chigi, anche una cabina di regia tra il governo e gli enti locali. Questa la sintesi della giornata, mentre le categorie economiche premono per avere risposte immediate. Dovremmo essere in collegamento, se non sbaglio, chiedo alla regia chi dei nostri ospiti è connesso. Ecco, dovremmo essere connessi con il presidente della Confartigianato di Treviso, Vendemiano Sartor, per fare il punto della situazione in terra di Marca per quanto concerne l'artigianato. Sartor, la vedo in onda, buonasera. Non la sento. Sartor, buonasera. Sì, adesso la sento. Sì, buonasera a tutti, a voi e ai telespettatori, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi. Partiamo
proprio da queste novità di giornata. Sembrerebbe che ci siano degli spiragli per delle riaperture da qui ai prossimi giorni, per i primi giorni della prossima settimana. Cosa si augura la Confartigianato? Io credo che si debba passare dal criterio dei codici Ateco un po' anche al criterio delle dimensioni di impresa. Ricordo solo che i nostri associati per il 60% sono imprese familiari, sono imprese che non hanno dipendenti, e quindi credo che possano avere tutte le condizioni per poter riaprire in sicurezza, rispettando anche la questione certamente sanitaria. Abbiamo fortunatamente un calo del problema sanitario, dobbiamo ripartire gradualmente, perché più si riparte, prima si riparte e meno sarà l'impatto poi che non potrebbe causare un danno economico magari irreversibile. Ecco, Io Presidente, credo che ma le imprese artigiane della Marca sono pronte a ripartire? Hanno tutti i dispositivi? Come siete messi da questo punto di vista sul fronte proprio della sicurezza? Certamente, ma io credo che da più giorni ormai siamo abbastanza informati da tutti sui comportamenti, sui dispositivi individuali, eccetera. Al netto, ripeto, di quelle che necessariamente devono andare a contatto con l'utente cliente, e cito magari i barbieri, i parrucchieri, estetiste, che sicuramente magari avranno ancora qualche tempo per adattarsi. Ci sono altre attività dove lavorano da soli titolari, soprattutto magari in officine, in capannoni anche di dimensioni notevoli, dove non hanno contatto con nessuno, che potrebbero riaprire. L'altro elemento sul quale siamo preoccupati per la gestione è tutta la questione dei cantieri. I cantieri all'aperto possono essere anche pericolosi dal punto di vista anche degli effetti che si possono avere nel degrado. Allora credo che hanno un responsabile della sicurezza e questo potrebbe coordinare sicuramente i lavori per far sì che all'interno vadano a lavorare le persone un po' alla volta e vadano magari in contatto tra di loro. Io credo che ci saranno dei comportamenti che non saranno solo nel prossimo futuro per emergenza sanitaria temporale, ma ci saranno dei comportamenti poi nelle varie attività che saranno tenuti anche come attività normale, poi, perché è chiaro che l'attenzione alla salute vale adesso e vale sempre. Questo è un po' l'aspetto, perché non vorrei che più noi rallentiamo le aperture e più il fenomeno si trasforma da emergenza sanitaria a emergenza economica. Gli interventi vengono fatti dal governo, ma credo che non possiamo dimenticare che il nostro è un paese che già aveva proprio problemi prima, che non si risolvono adesso, sicuramente si accentuano, e tutto ciò che viene fatto a debito. Allora credo che il riprendere gradualmente, soprattutto nelle piccole attività dove non c'è contatto, sia un elemento utile per dare anche un segnale positivo nei comportamenti, e soprattutto riprendere quel volano positivo che può portarsi fuori dell'emergenza sanitaria, magari in condizioni meno gravi sotto l'aspetto economico, perché altrimenti credo che la ripresa sarebbe molto lunga e anche difficoltosa e può lasciare per strada tante persone. Presidente, lei ha parlato di debito riferendosi con ogni probabilità, anzi il saluto, vedo che è collegato anche Luca Businaro, imprenditore dello Sport System, past president di Assosport, l'associazione che raccoglie le imprese dello sport in Italia, e past president anche della FESI, la Federazione Europea dello Sport System. Dopo Businaro arriveremo anche da lei, grazie per essere con noi questo pomeriggio. Dicevamo Sartor, lei parlava di debito, perché di fatto i decreti che finora sono stati emanati dal governo, in particolare il decreto liquidità, poggia sulle garanzie dello Stato, poggia sui prestiti e quindi sulla
capacità di fare debito delle imprese. Questa, mi pare di capire, non è la strada giusta per lei, o perlomeno non è la sola strada attuabile in questo momento, o sbaglio? Purtroppo credo che non potremo aspettarsi tante cose, perché noi non siamo la Germania, noi non siamo un paese che può aumentare ancora il proprio debito pubblico. È per quello che dico che soprattutto sulle attività che possono aprire in sicurezza è meglio cominciare a produrre. La questione del prestito è una questione temporanea, i tempi di ristorno sono abbastanza lunghi, però il problema vero è che se non ripartono le imprese è evidente che non saranno neanche più in vita per ritornare il prestito. Questo è il primo aspetto. Vedo collegato anche il Presidente Businaro. Credo che il vero problema della necessità di riprendere è anche quello che le nostre economie sono molto collegate anche con le filiere internazionali, e all'interno di queste filiere ci stanno le grandi imprese, ci stanno le piccole imprese, e se noi perdiamo i collegamenti, diciamo, con questi treni, è evidente che ci sarà maggior difficoltà poi anche di riprendere in futuro, perché le filiere vanno mantenute, i clienti vanno mantenuti anche questi, altrimenti magari per temporanea non possibilità operativa da parte del nostro sistema si corre il rischio che anche le filiere successivamente siano ferme. Ne ricordo due per tutti: uno, avete là, è quello del sistema moda, il quale ci sta lo Sport System, l'altra filiera molto forte che abbiamo è quella anche sulla meccanica. È evidente che queste cose vanno salvaguardate, altrimenti ripeto, il danno non sarà solo temporaneo. Questo è un po' l'aspetto. È chiaro che le grandi imprese si stanno attrezzando anche loro, perché credo che ormai la questione della sicurezza sia già nella logica di tutti, e quindi creiamo anche un elemento diciamo seppur graduale di ripartenza. Purtroppo ci saranno altre attività e ci saranno altre questioni che potranno andare magari ancora più avanti, ma nel frattempo quello che possiamo è meglio metterlo in moto. Ecco. Non possiamo aspettarci tante cose. Adesso tra ieri e oggi mi pare che anche questa questione delle 25.000 euro si stia avviando. Io mi auguro anche, non ho visto oggi se è già stata fatta la votazione alla Camera sul Cura Italia. Credo che anche quello è un decreto che ormai è da mo' che è stato approvato, ha dentro anche degli interventi di sostegno. È meglio che vengano anche poi applicati, perché da quando si approvano i decreti a quando poi si vedono le questioni operative mi pare stia passando anche troppo tempo, quindi c'è un problema di merito che quello è. Speriamo che domani, c'è anche la questione europea, si riesca ad avere anche qualche risorsa dalla comunità, e qua mi permetto di dire che non possiamo fare tanto difficili. Tutto ciò che viene in un modo o nell'altro dobbiamo cercare di portarlo a casa, e soprattutto si stia anche veloci non solo nella ripartenza ma anche in quegli interventi che possono permettere alle persone di avere anche un po' di liquidità, ma soprattutto di attività e di incasso, perché più avanti andiamo e più difficile poi sarà riprendere normalmente l'attività. Ecco, chiedo a lei adesso, Businaro, il Presidente Sartor ha fatto riferimento allo Sport System. In realtà è da giorni, da settimane, che il settore dello Sport System e della moda in generale chiedono maggiore attenzione al governo e di ripartire. Può scattarci, da imprenditore e da rappresentante che è stato anche a livello europeo, può scattarci la fotografia esatta di quello che sta succedendo in questi giorni, in queste ore, nel distretto dello Sport System, che per Treviso, che per il Veneto è importantissimo? Allora, grazie e buonasera a tutti. Dunque, la situazione è abbastanza drammatica.
nel senso che la scelta di codice Ateco ha escluso integralmente tutto il mondo dello sport ad ampio raggio, sia esso dedicato più al casual o dedicato più allo sport in generale, ma è tutto escluso. Quindi le aziende sono ferme. Ricordiamoci che il settore dello sport in Italia come industria esporta circa il 70% del fatturato. Quindi, come diceva prima il presidente Sartor, siamo un popolo di industriali vocato all'esportazione. Il fatto di essere fermi in questo momento, più noi rispetto al resto dell'Europa, genera ovviamente che qualunque concorrente noi abbiamo in Europa è avvantaggiato rispetto a noi. Secondo, ricordiamoci che per quanto riguarda una fotografia, oggi il danno è ingente. Quantificarlo è impossibile finché non vedremo l'effetto che sarà generato da questo lockdown. In particolare siamo fermi da marzo, sono fermi tutti i centri sportivi, sono fermi i negozi che vendono articoli sportivi, sono ferme le esportazioni, ma soprattutto sono ferme le collezioni, e mi collego a quello che diceva il collega Sartor. Noi facciamo parte come sistema dello sport anche un po' del sistema moda, ovviamente, si viaggia a collezioni, il fatto di essere chiusi come negozi marzo e aprile e primi di maggio sicuramente sembra una libertà limitata di circolazione nel mese di maggio, comporta ovviamente che si sta perdendo un'intera stagione di sport, un'intera stagione di vendita che comporterà ovviamente per i negozi difficoltà a riaprire, per le aziende sta già comportando grandissime difficoltà di incasso, quindi la crisi di liquidità è ingente per le aziende, e dall'altro lato genera l'impossibilità di produrre quello che sarà la collezione che cercheremo di riconquistare per l'autunno e l'inverno. Lei deve sapere che la collezione autunno-inverno inizia ad essere distribuita nei mesi di luglio e di agosto. Per produrla ci vogliono 3 mesi prima, siamo già in forte ritardo. Ecco, Presidente Businaro, parlando dello Sport System, lo Sport System è per l'appunto un distretto. In Veneto ce ne sono tanti, l'ultima legge regionale del 2014 ne ha riconosciuto 17, dall'occhialeria al Prosecco, Sport System, calzaturiero del Brenta e quant'altri, insomma. Sono distretti che vivono sulla catena di approvvigionamento, vivono delle forniture, quindi il rapporto soprattutto con i clienti stranieri è imprescindibile. Le chiedo molto bruscamente, rischiamo di perderne tanti se aspettiamo troppo? Onestamente credo proprio di sì. Credo proprio di sì, soprattutto quelli che già magari avevano subito un po' di difficoltà perché esposti sul settore invernale. Sapete che il settore invernale ovviamente soffre dell'evento meteorologico e quindi la mancanza di neve crea ovviamente delle ripercussioni. Quindi c'erano diverse aziende che purtroppo stavano cercando di ripartire dopo aver fatto degli inverni molto difficili. Ci troveremo oggi in una situazione sicuramente di alcune aziende che non potranno ripartire. Il distretto per fortuna è molto grande, il distretto ha delle bellissime aziende, il distretto però ha bisogno di una visibilità, di qualcosa che ci permette di dire partiremo da quel giorno e come dovremo partire. Diceva prima Sartor, dobbiamo avere dei dispositivi di sicurezza. Bene, 15 aziende italiane del settore dello sport hanno riconvertito immediatamente la produzione in dispositivi di sicurezza. Questo è stato un esempio di reattività immediata delle aziende, senza però una visibilità. Cioè stiamo producendo mascherine, o stanno producendo le aziende ovviamente che lo stanno facendo, c'è capacità ovviamente di acquistarle, c'è capacità di dotarsi di dispositivi di sicurezza dalle aziende piccole alle medie alle grandi, ma parliamo principalmente di piccole e medie aziende. Nel settore dello sport ci vuole una visibilità per ripartire e mi permetta, l'ho già detto altre volte, l'effetto liquidità non va ad essere compensato con un debito, perché il debito a 6 anni deve essere rimborsato e indebitarsi a 6 anni oggi con una visibilità pari a 0 è un elemento di rischio elevatissimo. Quindi chi era già in difficoltà, assumere anche un debito di 6 anni e nessun contributo a copertura delle spese diventa fondamentalmente difficile poter assicurare la ripartenza. Sartor condivide questa critica relativa ai prestiti. Nelle scorse serate ne abbiamo parlato anche con il presidente di Confindustria Veneto Carraro, con quello di Venezia Marinese, con altri suoi colleghi artigiani. Questi prestiti poi nell'operatività diventano difficoltosi poi da restituire? Sartor?
è evidente che è così, perché già noi veniamo da periodi non proprio così eclatanti dal punto di vista del guadagno delle imprese, no? Quindi non dimentichiamo che c'è stato qualche anno di ripresa, ma venivamo da un periodo molto, molto duro anche in passato. Già la concorrenza comunque c'è, e le immagini delle imprese sono molto, molto ridotti. È evidente che c'è sempre un problema di rapporto della liquidità. Se io ho 2 mesi di mancata produzione o 1 mese e mezzo è un conto, se comincio a averne 4-5 mesi il processo diventa magari irreversibile. E ci sono poi, come diceva prima Businaro, alcuni percorsi di materie di produzione come il sistema moda, dove ci sta lo sport system, che sono stagionali, e se va avanti qualche altro mese il blocco, anche solo il mese di maggio magari, corrono il rischio di perdere la stagione estiva perché non è stata venduta, e la stagione invernale perché le aziende non riescono a produrla, e quindi è chiaro che a quel punto non c'è né debito né fondo né risorsa di contributo che tenga, l'impresa non può pensare di resistere mesi senza produrre. C'è un altro elemento, che se poi nel mercato ci va qualcun altro, tu poi hai anche difficoltà di riprenderlo. Allora il meccanismo, cioè quando noi siamo dentro un sistema che o sta diciamo nel volano complessivamente, o se non sta nel volano evidentemente poi tutti ci rimettiamo. Per quello che credo che non voglio criticare le scelte, ma c'è stato un momento nel quale bisognava dire fermi tutti. Adesso credo siamo arrivati nel momento nel quale prima si riparte e meglio è. È evidente anche che c'era un problema magari di tenuta del sistema sanitario. Oggi, a fronte di un calo fortunatamente dell'assistenza sanitaria per l'emergenza, si deve necessariamente iniziare a riprendere la normalità nelle persone e nelle imprese, perché il sistema si rimetta in moto. Questo è un po' lo schema. È evidente che c'è poi un altro elemento, ecco dove potrebbe anche intervenire il pubblico. Necessariamente quest'anno sarà un anno molto duro dal punto di vista dell'economia privata, attraverso programmi seri, perché anche la spesa pubblica può essere utile, e bisogna che anche questo Paese cominci a spostare la spesa pubblica corrente, inutile e che alimenta la burocrazia, in spesa sugli investimenti. Io credo che per riprendere complessivamente ci sarebbe la necessità anche nel secondo semestre di quest'anno di rimettere in moto della buona spesa pubblica in infrastrutture, magari anche coinvolgendo le amministrazioni locali su piccoli interventi, dove si possa iniettare economia buona attraverso lavori pubblici nel territorio, e quindi si compensa un po' quella che è la carenza sicuramente di lavoro dal punto di vista privato. Questi sono gli elementi sui quali bisogna spingere. Quindi Sartor, sbloccare i cantieri e dare liquidità viene dal dato parlamentare, che non è un dato campato in aria, che stima che ci siano 80 miliardi di opere pubbliche ferme in Italia, ma questi sono grandi cantieri che hanno i loro problemi. Se dobbiamo fare qualche richiesta alla comunità europea è di dare qualche elemento di risorsa, perché partano, e cito un esempio, no? Dei cantieri anche nel territorio. Abbiamo visto che a fronte del blocco delle auto fino all'altro giorno non c'era un calo delle PM10 nell'aria, no? Quindi significa che le emissioni degli edifici civili creano inquinamento. Gli edifici civili sono pubblici e privati, anche qualche intervento nei territori attraverso opere di miglioramento energetico e di riqualificazione delle strutture anche pubbliche, comunali e provinciali, può essere un elemento di lavoro nel territorio veloce, con appalti piccoli e in maniera ridotta, e può anche migliorare complessivamente per il prossimo inverno il sistema diciamo dell'aria, che credo aiuti anche
alle persone a migliorare la propria salute, perché io non sono un tecnico, non voglio metterlo sicuramente in relazione a quello che sta succedendo, ma anche con quello che succede nella nostra pianura padana, però ricordo che comunque al netto del coronavirus noi nella nostra pianura padana siamo tra quelli più ammalati nelle vie respiratorie, certo, a prescindere dall'emergenza. Quindi credo che il disegno deve essere chiaro da parte di chi ci governa, dare una mano alle imprese in questo momento per riuscire a riprendere e contemporaneamente programmare diciamo per più avanti un intervento pubblico serio su opere serie di lavoro che creano occupazione e volano positivo, perché si compensi un po' il calo sicuramente dell'economia privata con interventi di spesa pubblica seria e soprattutto diciamo così anche finalizzata a migliorare le condizioni oltre che a portare lavoro nei territori. Messaggio forte e chiaro, Sartor. Businaro, lei conosce molto bene l'Europa, è stato per l'appunto, dicevamo prima, presidente della Federazione Europea dello Sport System. Guardando alla giornata di domani e quindi alla convocazione del Consiglio europeo con i vari leader, cosa ci dobbiamo aspettare e cosa lei si augura? Ma io, diciamo, quello che ci auguriamo tutti è una fase di decisioni, una fase di concretezza, perché in questo momento quello che vedo io, l'ho visto quando stavo in Europa, frequentavo molto Bruxelles, come ha detto lei, e purtroppo più ci allontaniamo da un territorio, quindi dall'Italia andiamo verso Bruxelles, più i tempi si allungano. Quello che vedo io è che se già in Italia abbiamo queste difficoltà a prendere decisioni, e non entro nel merito assolutamente della tutela della salute che è prioritaria rispetto a tutto, ma abbiamo difficoltà a prendere decisioni, creiamo n comitati per capire qualcosa, a livello di Bruxelles si moltiplica all'ennesima potenza. Cosa vuol dire questo? Che quello che dobbiamo assolutamente cercare di fare come italiani a Bruxelles è quello di puntare un po' i piedi per prendere decisioni concrete che diano un segnale, e questo segnale che serva alle aziende a riconquistare la motivazione, il positivismo, che fa sì che si possa ripartire nei tempi che saranno determinati ovviamente dalle regole, ma si possa ripartire, si abbia una visibilità. Quello che manca a noi è la visibilità, non abbiamo nessuna certezza davanti a noi se non quella che più passa il tempo più la situazione sarà drammatica. Se era drammatica dal punto di vista sanitario, oggi la bomba economica dal punto di vista del dramma sta diventando molto ma molto più grande. Ovviamente non in termini di vite, per fortuna, ma in termini di persone che perderanno il lavoro, di aziende che chiuderanno e che dovranno reinventarsi. Questo sarà il dramma che ci troveremo ad affrontare nel prossimo anno e mezzo, 2 anni, se non vengono prese decisioni immediate. Quindi, al di là della tempistica che possono scegliere in Europa, noi dobbiamo come italiani far valere le nostre aspettative, e cioè decidere, approfittare di tutti gli strumenti che ci sono, che si chiamino MES o quant'altro. Non posso io entrare nel merito, non posso avere le competenze. Certo che il nome che è stato inventato anni fa oggi non ha più senso di esistere, perché non parliamo più di un meccanismo salva stati generato solo da deficit, ma parliamo di un meccanismo che salvi l'economia degli stati, perché l'economia oggi che è a repentaglio, non il bilancio singolo dello Stato, quello arriva di conseguenza. Stando fermi, il bilancio dello Stato, che sia Italia, Germania, quant'altro, sta peggiorando drasticamente. I conti, quando li faremo, ci accorgeremo che il buco delle aziende è importante, ma il buco di incassi dello Stato sarà stratosferico. Quindi l'aiuto che viene dato alle aziende, che chiediamo alle aziende e ai privati, che deve arrivare dall'Europa e dall'Italia, deve essere immediato per arginare questa grandissima emorragia che può diventare anche irreparabile rispetto a quello che stiamo vivendo. Grazie davvero a entrambi. Avete lanciato dei messaggi molto chiari alle istituzioni e fotografato la situazione economica delle nostre imprese, che sono poi alla fine il cuore pulsante dell'intero sistema paese. Grazie a Vendemiano Sartor, presidente della Confartigianato di Treviso, e a Luca Businaro, imprenditore dello Sport System, past president di Assosport e della FESI, la Federazione Europea dello Sport System. Buonasera, grazie a entrambi.
Buonasera. Buonasera, Grazie, arrivederci. Adesso per noi c'è un breve break pubblicitario, a dopo. Di nuovo insieme per la nostra diretta straordinaria, in attesa di collegarci via Skype con i nostri due nuovi ospiti per parlare di quello che succederà domani in Consiglio europeo. Sentiamo le parole pronunciate nel pomeriggio dalla Ministra Azzolina per quanto concerne gli esami di maturità. L'auspicio del Ministero è che comunque si possa salvare il salvabile, perlomeno l'esame orale, ma sentiamo l'informativa della Ministra Azzolina. Quanto agli esami di Stato del secondo ciclo mi sono battuta fin dall'inizio dell'emergenza per salvaguardarli. L'Italia è non a caso tra i paesi in Europa che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli. Anche per questo, come ho già detto, auspico davvero che ci sia la possibilità, come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere l'orale in presenza, ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti. Allo stesso tempo però concordo con lei, dobbiamo cominciare a guardare oltre e lo stiamo già facendo. A tale scopo proprio ieri ho istituito un comitato di esperti che opereranno a titolo gratuito, interloquendo fattivamente con regioni ed enti locali, con le forze sociali, con le associazioni e avvalendosi altresì delle migliori professionalità presenti nel Paese per formulare proposte per la scuola con riferimento all'emergenza sanitaria in atto, ma anche guardando al miglioramento del sistema di istruzione. Abbiamo chiesto al Comitato di avanzare proposte concrete sull'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda le associazioni e le altre realtà normalmente impegnate in attività didattiche dedicate al mondo della scuola, posso confermarle che queste stanno continuando a collaborare su specifici progetti che non si sono arrestati. La sua interrogazione mi offre anche l'occasione per riferire come il tema dell'edilizia scolastica sia fondamentale per il Governo. Dal momento del mio insediamento come Ministro, in poco meno di 4 mesi, grazie al proficuo lavoro condotto insieme alle regioni e agli enti locali tutti, abbiamo assegnato a marzo ben 510 milioni per la messa in sicurezza delle scuole. Stiamo pubblicando la graduatoria del bando da 98 milioni per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. Abbiamo ripartito tra le regioni ulteriori 320 milioni così da autorizzare gli interventi a inizi giugno. Abbiamo predisposto il decreto di assegnazione di 855 milioni per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo assegnato agli enti locali 65,9 milioni per indagini diagnostiche su solai e controsoffitti. Posso dunque rassicurarla che stiamo lavorando affinché ai nostri studenti sia sempre garantita la massima sicurezza e la continuità didattica in conformità ai diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'istruzione. Queste quindi le parole della Ministra Azzolina sul fronte caldo della scuola, ma il fronte veramente caldo di queste ore è quello europeo. Ne abbiamo parlato prima con le categorie economiche, con Businaro, Sartor per quanto concerne industriali e artigiani. Le attese in vista del Consiglio europeo di domani sono molto alte, si spera in un segnale forte da parte dell'Europa. Proprio di questa attesa, di questo clima di attesa, parliamo con i nostri due nuovi ospiti che vedo entrambi collegati. Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico, che fa parte della famiglia dei socialisti e progressisti europei, e Sergio Berlato di Fratelli d'Italia, europarlamentare di Fratelli d'Italia, che fa invece parte del gruppo delle CR, conservatori e riformisti, che è il gruppo che sta un po' più a destra, diciamo, del gruppo PPE del Partito Popolare. Buonasera a entrambi, grazie per essere con noi. Buonasera a lei e tutti i telespettatori, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Moretti, cominciamo da lei. Dicevamo attese molto elevate da parte delle categorie economiche che sperano in una ripartenza e in un sostegno forte da parte dell'Europa. Domani con quale posizione si presenterà l'Italia? Lei lo ha capito, visto che in questi giorni ci sono state varie prese di posizione anche del Premier Conte. Cosa succederà domani?
Beh, innanzitutto c'è da chiarire che il Parlamento europeo non è mai stato chiuso, l'attività parlamentare è proseguita sia per i parlamentari a Bruxelles, che sono rimasti a Bruxelles, sia per tutti i parlamentari invece che non hanno potuto raggiungere la sede di Bruxelles, ma che hanno potuto partecipare alle commissioni e anche alle votazioni. E ce n'è stata una molto importante venerdì scorso, dove finalmente il Parlamento europeo esce centrale in questa trattativa molto difficile e serrata con gli stati nazionali, da cui appunto il Parlamento europeo con una larghissima maggioranza ha deciso di portare al tavolo del Consiglio europeo una serie di proposte, tra queste ovviamente quella dei recovery fund, quindi dei recovery bond, quindi di strumenti finanziari assolutamente innovativi che immetterebbero ulteriore liquidità nel mercato, garantiti però dall'Europa e probabilmente dal bilancio europeo. C'è da dire però, ed è giusto anche distinguere quello che hanno fatto fino adesso le istituzioni europee rispetto a quello che ha fatto il Consiglio europeo e che dovrebbe fare domani. Cioè Parlamento europeo, Commissione europea, Banca Centrale Europea, Banca degli Investimenti Europei hanno immesso nell'economia reale una montagna di liquidità. Lo sappiamo, i 1200 miliardi della Banca Centrale Europea, ma anche i 100 miliardi di SURE e tutto quello insomma che è conseguito dopo evidentemente l'annullamento di fatto del patto di stabilità, consentendo cioè agli stati di fare debito e di spendere tutto quanto è necessario per far fronte alla crisi. Domani quindi la trattativa che avverrà in Consiglio europeo verterà su ovviamente questi nuovi strumenti e noi confidiamo in un piano di ricostruzione che venga sostenuto da dei bond che verranno garantiti dal bilancio europeo e ovviamente siamo molto attenti sulla tempistica perché devono essere soldi che velocemente vengono messi sul mercato e poi certamente c'è la famosa discussione del meccanismo di stabilità europeo, il famoso MES. Esatto. Su cui se ne sono sentite ovviamente di tutti i colori, che darebbe però all'Italia subito la possibilità di spendere solo per la sanità, quindi costruzione di nuovi ospedali, mascherine, personale medico, infermieristico, 37 miliardi, che equivale sostanzialmente ai tagli che la sanità in 10 anni si è vista, diciamo, ha visto portare avanti nel nostro paese purtroppo. Ecco. Per cui sarà una trattativa ancora difficile, ma ci sono state delle aperture molto importanti e devo dire che queste aperture sono dovute al lavoro che il Parlamento europeo ha portato avanti in queste settimane molto difficili. Noi mesi fa non ci saremmo mai aspettati da parte della Commissione la scelta per esempio di eliminare in questo momento il patto di stabilità, di eliminare i vincoli per gli aiuti di Stato che hanno liberato anche per il nostro paese una montagna di liquidità che servirà alle nostre imprese. Il grande problema che però non è dell'Europa ma è del governo dell'Italia è il tema della burocrazia, perché è la burocrazia che poi limita e blocca, diciamo, attraverso dei meccanismi perversi che questi soldi arrivino a chi ha bisogno. E questo lo vediamo un po' tutti i giorni, lo tocchiamo con mano. Berlato, partiamo proprio dal MES, da questo feticcio ormai che è diventato il MES. Diciamo che in questi giorni il Premier Conte ha cambiato un po' idea, ha ricorretto il tiro e quindi sembra si vada verso un'apertura anche nei confronti di questo MES senza condizionalità per le spese sanitarie, come ha detto l'onorevole Moretti. Lei è convinto di questo MES? Che cosa vede? Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, anche ieri è stata molto critica nei confronti di questo strumento. Insomma, le chiedo, c'è una troika in vista? Guardi, intanto io rinnovo i miei saluti a lei e a tutti i telespettatori, anche la collega Moretti, che è stata mia collega anche in Consiglio regionale, prima ancora al Parlamento europeo. Adesso siamo tornati colleghi. Io rispetto la collega, però questo non mi esime dal distinguere i sogni dalla realtà.
l'elencazione di tutta questa valanga di soldi che sarebbe stata messa a disposizione dall'Unione Europea per i cittadini e le imprese europee è solo una serie di enunciazioni di buoni propositi, perché a mesi dallo scoppiare di questa emergenza drammatica legata al coronavirus, l'Europa finora non ha dato, così come in larga misura il governo nazionale, non ha dato ancora nulla di concreto, ma solamente promesse e sogni. Promesse e sogni che ci dicono l'Europa è quella che adesso ci inonderà di soldi non appena possibile. In realtà questi soldi che dovrebbero essere messi a disposizione, o che meglio ci vengono promessi, sono come il pezzo di formaggio che viene messo sulla trappola per fare in modo che il topolino entri nella trappola e si faccia prendere. Ecco, questo intervento che riguarda solo il settore sanitario e solo le spese sanitarie, circa 37 miliardi, è il classico pezzetto di formaggio per fare in modo che il nostro Paese aderisca al meccanismo europeo di stabilità, che è una trappola mortale che finirà per indebitare non solo le presenti generazioni, ma anche le future generazioni. Voglio ricordare che il meccanismo europeo di stabilità prevede il finanziamento diretto da parte degli Stati membri. Voglio ricordare che l'Italia ha già versato 14,3 miliardi di euro per il finanziamento del meccanismo europeo di stabilità, e questa è solo una piccola parte. Andiamo a finanziare questo MES con i soldi nostri di italiani, nella speranza che poi l'Europa ci aiuti attivando questo meccanismo europeo di stabilità. Però non dicono che per poter accedere a queste risorse del meccanismo europeo di stabilità bisogna che gli Stati membri, per poter accedere a queste risorse, devono essere in regola per quanto il rapporto debito e PIL. Ciò significa che deve esserci un rapporto che deve essere non superiore al 60%. Il rapporto debito-PIL dell'Italia è del 135%. Vuol dire ci sono due livelli di azione da parte del MES. Il primo per i paesi che hanno un rapporto debito-PIL inferiore al 60%, e ripeto, l'Italia ha un rapporto del 135%, quindi noi sul primo livello non possiamo entrare. Possiamo sperare un intervento finanziario come prestito, non come fondo perduto, da parte del MES, solo se accediamo alla seconda linea di intervento, che prevede delle pesantissime riforme strutturali, ma soprattutto prevede la ristrutturazione del debito. Glielo dico in due parole perché anche i telespettatori possono capire meglio. Se lei ha investito in titoli di Stato 100.000 euro, frutto dei risparmi della sua vita, la ristrutturazione del debito significa che quei suoi 100.000 euro che lei ha dato per sottoscrivere il titolo di Stato, anziché essere restituiti 100.000 euro, gliene restituiranno 40 o 30 o 20.000, a seconda di quello che è l'intervento da parte del MES, l'entità dell'intervento. Questa è la trappola. Farci vedere il pezzettino di formaggio per poter accedere a questi 37 in tutta Europa, 37 miliardi. 37 miliardi dell'intervento del MES, diciamo così dolce, così come qualcuno lo chiama, ma in realtà costringersi ad andare in trappola noi e i nostri figli, perché noi e i nostri figli poi saremo costretti a ristrutturare il nostro debito e fare in modo che i risparmi nostri, anziché valere 100 come abbiamo sottoscritto, verranno restituiti in misura largamente inferiore. Guardiamo cosa è successo alla Grecia, guardiamo cosa è successo e cosa sta succedendo alla Grecia, dove è passato anche il concetto che anche le prime case vengono pignorate, e questo per dare la garanzia alle banche tedesche. Ecco, questo che viene chiamato salva stati, e chiudo, in realtà non è altro che il salvabanche, non salva stati, che andrà ad indebitare anche le future generazioni, legandoci mani, piedi e collo. Ci regalano un nodo scorsoio
e ci vogliono far credere che è una cravatta da Moretti, che prego. stai dicendo però, Berlato, mamma mia, quante inesattezze. Siccome quindi, io sai che anche Moretti, in Consiglio dove sta sbagliando secondo lei Berlato? le cose giuste, dimmi se il MES è una cosa diversa da questa. Moretti, prego. Allora, Moretti. Berlato è solito, perché me lo ricordo bene, in Consiglio regionale sminuire l'interlocutore parlando della favola di Cappuccetto Rosso piuttosto che i sogni dalla realtà. La verità è che Berlato ha detto tutta una serie di inesattezze, di imprecisioni. L'ultima, quella sul valore che spetterebbe all'Italia, sono 37 miliardi solo per l'Italia, perché quanto viene messo a disposizione dal MES sono oltre 240 miliardi. La situazione greca non è neanche da prendere in considerazione, perché l'Italia innanzitutto non è nelle stesse condizioni della Grecia, e proprio con la Grecia non è intervenuto il MES, perché il MES nella questione greca non c'era ancora. Nella questione greca sono intervenuti tutti i 28 paesi europei. In realtà noi abbiamo già una banca centrale europea, caro Berlato, che ha già comprato 220 miliardi di titoli italiani, e noi siamo, come lo sai benissimo anche tu, attaccati al respiratore della banca centrale europea. Quindi l'Europa ha fatto molto, ha fatto moltissimo, forse tu non te ne sei accorto, ma noi abbiamo lavorato affinché arrivassero all'Italia, che l'Italia potesse fare manovre economiche molto molto pesanti. Quindi il tema MES non esiste, perché l'unica condizione, e l'ha spiegato molto bene questa mattina il direttore generale del MES, che è un italiano, quindi non vedo la ragione di un complottismo contro l'Italia, cioè a chi farebbe bene, nemmeno alla Germania, quando gli stessi produttori di automobili dicono che hanno bisogno della manifattura proprio italiana per poter andare avanti, quindi non c'è nessun complotto. L'unica condizione di questo nuovo MES è che le spese vengano fatte per la sanità. Nuovi ospedali, sanitari, infermieri, medici, dottori. Quindi questa favola che la Meloni e Salvini stanno portando avanti è unicamente ideologica, e tra l'altro indebolisce la trattativa. Noi comunque riteniamo che tutti i soldi debbano essere presi in questo momento, perché non si può fare i conti, voglio dire, con quello che non c'è. Dobbiamo prendere tutti i soldi che ci vengono messi a disposizione. Nel MES, caro Berlato, siedono i presidenti del Consiglio e i ministri delle economie di tutti gli stati, e basta semplicemente che quello italiano dica non ci sto a delle potenziali e diciamo future nuove condizioni, che comunque non possono farle, perché si stabilisce un contratto e le regole del contratto le stabiliscono i ministri dell'economia, e quindi se non sta bene una regola al ministro dell'economia italiano, ovviamente non viene utilizzato il MES, cioè il MES viene utilizzato solo se il paese vuole accedervi. Ecco, e quindi quello che è importante da dire agli italiani è la verità, non le bugie inventate soltanto per indebolire l'Europa, alla quale siamo attaccati e alla quale continuiamo a chiedere infatti di intervenire, perché senza l'Europa saremmo sì finiti e falliti. Un attimo solo, e chiedo, proprio perché siamo in chiusura, Berlato, le vostre posizioni sono inconciliabili, lo sono da giorni, i due fronti si stanno in questi giorni fronteggiando senza esclusione di colpi, ma comunque dopo la riunione di domani, se qualcosa uscirà, ci sarà un passaggio in Parlamento, quindi le forze politiche italiane dovrebbero perlomeno poi prendere in mano il documento che dovrà necessariamente uscire, perché finora di nero su bianco non c'è nulla. Quindi la vostra richiesta da opposizione a Roma è quella poi di vedere queste carte, questi documenti. Sì, ma la nostra posizione, guardi, per rispondere all'insegnante di sostegno, la mia collega Moretti, ricordo che
non hai bisogno chiedo di intervento scusa. se non sei disabile, Scusa no, Sandra, se posso, visto che fai se le mi posso battute le permettere. faccio anch'io, no? Se mi posso permettere allora Spero per che dire, tu non no, sia un questo disabile. MES, il meccanismo europeo di stabilità, non è vi siete altro che visti solo in videoconferenza, mi pare di capire, in quest'ultimo periodo. non è altro questo MES che l'evoluzione di due strumenti che già erano esistenti in Europa, no? Che era il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria e il Meccanismo Europeo di Stabilità Finanziaria. Sono quelli che poi sono evoluti in questo MES, Meccanismo Europeo di Stabilità. Ed sono i due strumenti precedenti equivalenti al MES che hanno provocato l'intervento in Grecia e hanno messo la Grecia in ginocchio e la continuano a tenere in ginocchio, proprio per effetto dell'intervento della Troica. Per quanto riguarda la questione delle tante risorse che vengono stanziate per l'Italia, ripeto, questi 37 miliardi, se mai li vedremo, per la sanità, sono gli unici a non essere oggetto della condizionalità, sono il pezzettino di formaggio per farci entrare in trappola, perché come dicevo, la condizione per poter attivare il MES è la ristrutturazione del debito e questo ci metterebbe legati mani e piedi per le future generazioni, con conseguenze devastanti. Però io non mi aspetto che la Moretti, che fa parte di una coalizione che è al governo del Paese, con un governo che non risponde agli italiani ma risponde alle consorterie dell'Europa, che sono quelle che danno gli ordini e che vengono eseguiti da Conte e dagli altri soggetti. Come abbiamo chiesto, se il governo vuole attivare il MES, che il governo venga in Parlamento nazionale e nel Parlamento nazionale ci sarà un confronto dove verranno evidenziati tutti i pericoli se noi sottoscriviamo il MES. Noi abbiamo detto siamo favorevoli ai corona bond, quindi a dei titoli che vengono sottoscritti da tutta Europa e che prevedono interventi che garantiscono liquidità alle nostre imprese, liquidità alle nostre famiglie. Di tutte le chiacchiere che stanno facendo, le nostre imprese e le nostre famiglie non hanno liquidità e non hanno risposte concrete, ma solamente una via di buoni propositi di cui è lastricato l'inferno. Allora, io vi ringrazio perché avete argomentato le vostre posizioni, anzi facciamo così, domani c'è il Consiglio europeo, vediamo cosa uscirà e poi con qualcosa di concreto in mano, perché per il momento abbiamo tante ipotesi sul tavolo, quando avremo il documento dei vari presidenti, dei vari premier, ci ritroviamo per vederlo insieme. Quindi vi aspetto, intanto vi ringrazio. Grazie a Sergio Berlato. Grazie, buonasera. Grazie a Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d'Italia, e a Alessandra Moretti del Partito Democratico. Posizioni ovviamente molto distanti. Domani palla al centro, vediamo cosa succede al Consiglio europeo. La speranza di tutti è che la montagna non partorisca l'ennesimo topolino. Adesso per noi c'è un break pubblicitario, dopo il telegiornale del Veneto. Buon proseguimento.